Buongiorno da Venero Maggi, buongiorno da Bruxelles, siamo con una delegazione di Chioggia, di pescatori di Chioggia e pescatori del Delta del Po, non solo ma anche degli amici della vicina Ferrara e in particolar modo di Goro, per discutere in Parlamento europeo. Qua siamo davanti all'entrata dedicata da Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori. Ospiti degli onorevoli Ghidoni e Conte, ascoltiamo alcune battute dei protagonisti di queste giornate. Sindaco Pizzoli, il suo è stato un intervento abbastanza sentito, caloroso e soprattutto anche molto critico. Cosa porterà a casa da un incontro di questo tipo? Parto ringraziando il gruppo Lega, in particolare l'onorevole Conte e l'onorevole Ghidoni, perché ci hanno dato un'opportunità molto importante, quella di rappresentare oggi quella che è la situazione. Abbiamo parlato di tempi, abbiamo parlato che non è più una situazione allarmante, ma una situazione drammatica. È chiaro che anche l'Europa, per quello che può, soprattutto dal punto di vista anche ambientale, della ricostituzione delle nostre lagune, della vivificazione, ma anche per quanto riguarda l'indennizzo del pescato e della gestione del FEAMPA, credo che sia fondamentale di riflesso sul nostro lavoro e sul nostro habitat territoriali. Il fatto di aver sottolineato in questa sede proprio le problematiche, la drammaticità dell'evento, ma la necessità di intervenire in modo incisivo per quanto riguarda la vivificazione, per quanto riguarda le deroghe in questo momento all'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e tutto ciò che può agevolare comunque quegli interventi che possono permettere di superare, di affrontare questo problema del granchio blu, credo che sia davvero fondamentale. Onorevole Conte, protagonista di questa giornata, una giornata voluta fortemente da lei e dalla sua collega Guidoni, e che spunti anche lei ha ricavato da questo incontro? Allora, io devo dire che ho voluto fortemente portare la voce del settore qui al Parlamento europeo e con un confronto con la Commissione e con il Consiglio, in modo tale che ci fosse un'intera sinergia col territorio, e così è stato, perché dal territorio alle associazioni a tutte e tre le istituzioni europee abbiamo compreso quale sia la problematica di questo crostaceo che sta invadendo i nostri mari e sta mettendo in ginocchio migliaia di imprese, di nostre piccole e medie aziende, il 90% della produzione delle vongole, e quindi ritengo che sia estremamente valido, perché abbiamo incominciato a fare una sinergia importante tra tutte le istituzioni. Ha dato modo questa missione di poter parlare veramente con la direzione generale, che si occupa di pesca in Europa, e quindi per portare le nostre giuste rivendicazioni del mondo della pesca. I pescatori mi sembravano anche soddisfatti dell'incontro, ora però bisogna agire, insomma, dalle parole bisogna passare ai fatti. Ecco, lei è stato anche abbastanza critico nel suo intervento, dicendo che forse anche Roma si dovrebbe un po' muovere con più celerità. Adesso noi abbiamo questa prima parte di ricerca che è stata commissionata, come ho detto ieri, alla direzione generale appunto del mare, dell'Europa. La trasmetteremo ufficialmente anche al Ministero, che poi la ritrasmetterà ovviamente all'Europa. Io l'ho già consegnata ieri, comunque a nome della Fondazione della Pesca e anche della Regione del Veneto, però è chiaro che dobbiamo agire ieri. A venire in Parlamento europeo, porre delle questioni del territorio italiano, il territorio che ci riguarda, ovviamente è importante. Far capire la necessità di intervento, perché vogliamo salvaguardare le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra cultura, il lavoro, la realtà sostenibile poi del sistema biomarino, che in questo momento qua è ovviamente in difficoltà. Siamo di fronte a una crisi enorme con la presenza di questa specie alloctona, questa specie aliena che in natura non ha rivali, appunto del granchio blu, e dunque che sta mettendo praticamente e ha già messo in ginocchio un'intera economia, un'intera filiera. Qua rischiamo veramente guai seri.